Buona giornata a tutti cari amici sportivi, sintonizzati naturalmente sulle pagine dei network con Renato Scanuta allo stadio Zoboli. A ridosso dell'area della battaglia, fatto il piovente, colpo in testa! Gol di Capai, 1-1. 1-1 Ugo Bulgarelli. C'è stato lo stacco aereo penetratorio e la palla più di palo. Amici di Cielo 31, ben ritrovati. È giovedì, ma non è giovedì perché oggi appunto siamo di mercoledì e non siamo nella nostra solita sede, non siamo io e Francesca Resu, ma siamo qui ospiti dei colleghi di Radio Luna perché abbiamo voluto fare un viaggio a Carbonia, con il Carbonia, ma soprattutto con Renato Scanu. Ciao Renato. Grazie a voi, benvenuti naturalmente nella nostra emittente radiofonica, ci fa davvero molto piacere che voi oggi siete qui con noi. Io parto da un ricordo mio invece che tuo, Renato, perché ero presente al grande ritorno del Carbonia in Serie D contro la Torres dopo più di 30 anni e devo essere sincero, mi sono emozionato anch'io un po' con te quando hai iniziato la radiocronaca e anche tu, no? Ti sei un po' lasciato andare nonostante non ci fosse il pubblico. Che emozione è stata e che viaggio, no? Che ritorno, che salto nel passato è stato. È stata un'emozione unica perché seguo il Carbonia veramente sotto il profilo radiofonico a 30 anni. Da quando ero ragazzino, insomma, oggi a domani ho 57 anni, quindi da 50 anni, avevo 7 anni, la prima volta che andai sulle tribune dello stadio Zoboli, mitico stadio Zoboli, per seguire le partite del Carbonia Calcio. E quel giorno contro la Torres ho seguito tante altre partite del Carbonia Calcio contro la Torres, però in questa occasione è stato davvero bellissimo, insomma, commentare. Ne abbiamo parlato appunto all'inizio della nostra radiocronaca. Un Carbonia che dopo 30 anni torna a giocare in un campionato nazionale ci ha regalato davvero i brividi, insomma, per uno come me che sente davvero ogni partita la commenta col cuore, perché sto parlando della squadra della mia città. Assolutamente sì, un viaggio per il Carbonia anche attraverso le epoche, no? Perché il ritorno comunque in Serie D, se vogliamo, è quasi anche un rilancio per la città dopo anni non semplicissimi, da quando appunto il discorso delle miniere non è più il fiore all'occhiello della città. È forse un simbolo anche il ritorno in quarta serie per questa squadra. Sì, è un simbolo il ritorno in quarta serie per una città come Carbonia, che sta vivendo certamente uno dei momenti più critici della sua storia, insomma, con questa grave crisi, poi chiaramente anche questo nuovo problema che abbiamo avuto con il Covid, e invece la squadra nella scorsa stagione è riuscita a centrare questa promozione e tornare in un campionato di Serie D, confrontarsi al di fuori della Sardegna con altre squadre molto importanti, e dovrebbe essere l'orgoglio di tutti i cittadini e di Carbonia ma anche del Sulcis. Adesso abbiamo questo problema dello stadio, insomma non voglio fare troppe polemiche, se ne è parlato fin troppo, speriamo che presto, insomma, si possa risolvere anche questa magagna che vede il Carbonia dover andare a giocare in altri campi. Davvero è una situazione davvero paradossale. Ecco, in questi giorni si celebrano, no, gli 82 anni della fondazione della città. La storia della città e la storia della squadra, come tu già mi hai anticipato prima di questa diretta, sono strettamente correlate, perché poi l'azienda, no, e le persone che lavoravano in miniera hanno fondato subito dopo pochi mesi dalla fondazione della città proprio la squadra di calcio. Portaci a fare un viaggio in questi anni, dalla nascita fino ad oggi, ovviamente brevissimamente, del Carbonia. Sì, la storia del Carbonia inizia prima. C'è stata una squadra che si chiamava Baquadis, tra l'altro i colori erano nerazzurri, non erano bianco-blu, no? Nella prima parte. Poi è stato fondato chiaramente il Carbonia e quindi la Carbosarda, perché prende il nome proprio dalla società carbonifera sarda, che in quel momento era il fiore all'occhiello anche in Sardegna. Venivano qua giocatori veramente di grande spessore, anche stranieri, giocatori come Gennari, Bergaric, che hanno militato nel Cagliari Calcio, poi sono venuti a giocare qui a Carbonia, affiancando il mito di questa squadra che è Carlo Zoboli, che naturalmente ci segue sempre dall'alto. Era un mio carissimo amico Carlo, e veramente ha fatto la storia di questa squadra con oltre, se non ricordo male, circa 400 partite con la maglia bianco-blu. È stato davvero un esempio per tutti, perché quest'uomo, dopo aver chiuso la carriera con il Carbonia, ricordiamo che veniva addirittura dalla grande Juventus, accettò la proposta del Carbonia. Mi diceva appunto in un aneddoto proprio Carlo Zoboli che quando andò a giocare alla Juventus lo accolse il grandissimo Giampiero Boniperti, quindi davvero ci ha raccontato delle cose straordinarie. Quel Carbonia, tra l'altro, nel 55-56, se non ricordo male,
addirittura sfiorò la promozione in Serie B. Nell'ultima partita di campionato perse contro il Venezia, non era uno spareggio ma era l'ultima di campionato, al Carbonia bastava il pareggio, invece terminò sul 2-1 e il Carbonia purtroppo non riuscì nell'impresa di centrare l'obiettivo della Serie B. In quegli anni veramente avevamo un pubblico strepitoso, c'erano 5-6 mila persone allo stadio ogni domenica, con partite strepitose, si giocava a volte anche contro il Cagliari in Coppa Italia, arrivò la grande Fiorentina, insomma veramente è stata un'epoca straordinaria, un decennio straordinario per Carbonia e chiaramente per il calcio qui isolano, perché Carbonia era una squadra importantissima dopo il Cagliari. Ecco Renato, abbiamo parlato dei tempi d'oro, no, del Carbonia, però chiedo anche a te il ricordo proprio personale, qual è la partita in generale che ricordi con maggiore affetto delle tante che hai seguito per il Carbonia? Beh, ne ho seguito tantissime, insomma, quelle con maggior affetto ricordo una partita contro la Torres, proprio qui con il grande Gianfranco Zola, che vestiva la maglia della Torres, un pubblico straordinario, arrivarono da Sassari veramente migliaia e migliaia di spettatori, ed è stata una gara, un ricordo eccezionale, una partita bellissima, però ce ne sono tanti altri ricordi. Poi ho seguito il Carbonia a Nuoro, ad Olbia, negli stadi principali, insomma, e poi una promozione direttamente sul campo commentata a Siurgus Donigala, ecco, in un campetto magari quello di periferia, davanti a un grande pubblico che era arrivato da Carbonia per la promozione, mi ricordo in eccellenza. Poi nell'anno successivo arrivò Giorgio Asuni, che saluto naturalmente se segue questa trasmissione, un grande amicone, anche un ottimo allenatore che poi aveva fatto anche una bella carriera, andava ad allenare anche in Serie C, in Serie D e in Serie C2 la Villa Cidrese, se non ricordo male. Insomma, ci sono davvero tantissimi ricordi. Ecco, prima vi ho accennato, però mi fa molto piacere ricordare la mia prima radiocronaca con il collega Ugo Bulgarelli nell'allora Radio Sulcis. Ho praticamente inventato completamente una radiocronaca, perché allora era il primo periodo dei telefonini cellulari, a Gonnesa non c'era il segnale, per cui il mio collega Ugo Bulgarelli mi disse: vai a commentare dalla statale perché lì si prende il telefonino. Ebbene, io dopo i primi 2 o 3 collegamenti mi stancai di andare a fare avanti e indietro e commentai l'intera partita quasi dalla statale, inventando di sana pianta la radiocronaca. Ecco, questo è un aneddoto davvero molto molto carino della mia carriera da radiocronista. Fantastico, no? In epoca di internet, di aggiornamento costante ormai fino quasi alla prima categoria, sì. È veramente incredibile pensare anche a come si raccontava prima il calcio, assolutamente. Però hai accennato prima, no, a Zoboli, ovviamente il mito della squadra, della città, lo stadio è dedicato a lui, però il giocatore del cuore di Renato qual è? Visto che io mi ricordo la partita che accennavamo prima, no? Quella dell'esordio contro la Torres, tu in un momento della radiocronaca hai raccontato di quando tuo padre ti portava proprio allo Zoboli, che all'epoca ovviamente non si chiamava Zoboli, si chiamava Comunale. Il tuo idolo. Il nostro idolo, ecco, il mio, nel cuore è Floriano Congiu, ma è rimasto nel cuore davvero di tutti i tifosi di Carbonia, del Sulcis, ma dell'intera Sardegna. Floriano è stato davvero un grandissimo giocatore, avrebbe meritato ampiamente di giocare nel massimo campionato di Serie A. A volte, sai, la fortuna, la sfortuna, insomma, fanno la loro parte, e Floriano è stato davvero un grandissimo giocatore, uno dei più grandi giocatori che è passato qui a Carbonia, che faceva dei gol straordinari. Questo prendeva palla proprio a tre quarti, superava il centrocampo, esplodeva il tiro sinistro all'incrocio dei pali, veramente ci ha fatto vedere le cose strabilianti. Era un altro calcio, un'altra epoca, però forse più romantico, e io sono attaccato a quel calcio lì. La storia del Carbonia, la storia di Renato va di pari passo con quella che è la storia anche di Radio Luna, no? Assolutamente sì. Noi a volte con Francesco, che di solito è il mio compagno di viaggio e di giovedì, ci divertiamo a definire un po' eroiche alcune domeniche in giro per la Sardegna, perché anche adesso a volte non c'è la connessione, c'è il maltempo che ti insegue. Quali sono le giornate storiche di Renato dentro Radio Luna? Beh, ne abbiamo davvero tante, insomma. Io sono partito, tra l'altro, come ti ho detto prima, con Ugo Bulgarelli a 30 anni facendo i campetti di periferia, poi pian piano si cresce, no? E poi ho seguito per tantissimi anni il Carbonia Calcio in tutta la Sardegna, fin quando poi
la nostra emittente, anche con sottoscritto, è riuscito ad organizzare partite a carattere nazionale con il Cagliari Calcio. Abbiamo seguito il Cagliari in Serie A per tanti anni, insomma è un'emittente importante, un'emittente tra le più antiche della Sardegna, probabilmente soltanto Radiolina gli sta sopra, poi Radio Luna con il nostro editore Luciano Lamantia è sempre stata una radio molto molto importante a carattere regionale, per cui abbiamo sempre dato voce veramente a tante squadre e nell'ultimo periodo io anche, come voi sapete, ho girato tutta Europa, abbiamo fatto servizi per le squadre, per i club più importanti internazionali, ed è stata davvero una grandissima soddisfazione per me, per l'emittente e per il mio collega Ugo Bulgarelli. La trasferta europea che hai sempre nel cuore? Beh, quella, devo dire la verità, a Santiago Bernabéu, ne ho fatto diverse per il Real Madrid. Devo essere sincero, lì ti viene la pelle d'oca, insomma, quando vai in quello stadio. Tra l'altro ricordare che lì l'Italia vinse il campionato nel 1982 con purtroppo il compianto Paolo Rossi, che è mancato nei giorni scorsi, mi sono emozionato moltissimo, e proprio in quei giorni, quando per diverse volte feci il servizio proprio dal Santiago Bernabéu, ti vengono sempre i brividi, e poi lì c'è un pubblico strepitoso. Ma sono stato davvero in tantissimi stadi più importanti d'Europa, ma il Santiago Bernabéu mi stava veramente nel cuore. C'è una Surgus Donigala negli aneddoti europei di Renato Scanu? Ce ne sono diversi, ma ti voglio raccontare questo aneddoto davvero fantastico, perché per diverse volte sono stato ospite a Leeds per quanto riguarda appunto la partita del Leeds United con il presidente Massimo Cellino. È stato sempre carinissimo, mi ha sempre ospitato lì e facevo i commenti delle partite anche della Championship. Ebbene, a un certo punto c'era una partita, si giocava a Birmingham City Leeds United, e io decisi di andare lì, chiesi appunto l'accredito stampa alla segretaria Massimo Cellino e mi accordò l'accredito, per cui partii dalla Sardegna, andai in Inghilterra. La partita era molto bella da seguire, perché in quel momento il Birmingham veniva allenato da Gianfranco Zola, per cui era lo scontro Zola da allenatore del Birmingham e Massimo Cellino presidente del Leeds United. Mi presento allo stadio, insomma entro allo stadio, faccio la partita, finì 3-1 se non ricordo male proprio per il Leeds United. Al termine della partita scesi naturalmente per la conferenza stampa, io davanti a tutti i giornalisti. Chiaramente arrivò a un certo punto il mister del Birmingham City, Gianfranco Zola, si sedette davanti a me, io ero il primo, davanti a tutti gli altri giornalisti. Lui alzò lo sguardo e, siccome mi conosceva perché io seguivo anche il Cagliari, per cui facevo le interviste anche quando lui allenava il Cagliari, e mi disse, insomma, non vorrei essere volgare, mi disse: ma tagazzo ci vai di noi? Mi aveva riconosciuto, insomma, poi gli ho spiegato che facevo servizio a carattere internazionale, fece anche la domanda, lui disse a tutti gli altri giornalisti, insomma, è un mio amico e collega vostro giornalista, è venuto da Sardegna, per cui gli diamo insomma la possibilità di fare la prima domanda. Tutti chiaramente assistettero a questo nostro duetto e poi andò avanti con l'intervista. Però è stato davvero molto molto carino. Poi Gianfranco è un grandissimo signore. Ecco, tu hai avuto anche la fortuna che non in tantissimi hanno avuto, perché quando si parla di Zola si parla quasi sempre, no, degli anni in Premier e poi degli anni a Cagliari, però hai avuto anche la fortuna di vederlo da ragazzo, che è un po' la parte della carriera di Zola che non sempre viene analizzata. Che giocatore era già dai primissimi tempi alla Torres, Gianfranco? Era straordinario anche alla Torres. Lui ha iniziato a giocare lì ad Oliena, no? Perché lui è nato ad Oliena, e poi, se non ricordo male, alla Nuorese, e poi passò alla Torres. Era fantastico. Era un giocatore, quello che abbiamo sempre conosciuto, tant'è vero che insomma il Cagliari, vi devo dire che il Cagliari gli aveva messo gli occhi addosso, allora il presidente era Orru, con Claudio Ranieri allenatore, poi Claudio portò il Cagliari alla Serie C alla Serie A. Il Cagliari ci pensò di portare Gianfranco con la maglia rossoblu, purtroppo forse il prezzo era un po' troppo alto, e quindi il Napoli se la accaparrò, e lì fece delle cose strabilianti, diventando anche lui un idolo dei tifosi del Napoli. Ecco, ci hai ricordato, no? Per anni hai seguito anche il Cagliari. C'è un aneddoto, una gara o un qualcosa di particolare della tua carriera che è legata al Cagliari che vorresti raccontare? Sì, è la partita più importante che ho fatto al Cagliari, è stata proprio la prima, quando l'editorio seguiva i Carboni a Calcio. Un giorno mi incontrò l'editore Marco Biaggetti, che era un amico, abitava nel suo palazzo, e mi disse: guarda che tu domenica devi andare a Pescara per commentare la partita Pescara-Cagliari. Io toccai il cielo con un dito, ovviamente tifosissimo del Cagliari da sempre. Partì, mi ricordo, mi organizzò tutta la trasferta, prima in aereo, poi col treno, feci 5 ore di treno per arrivare a Pescara. Insomma, in quella gara, tra l'altro, non avevamo l'accredito stampa, ma allora si potevano fare le partite anche in un altro settore. Andai indistinti in mezzo ai tifosi del Pescara. Il Cagliari vinse 1-0 con gol di Moliero,
e mi ricordo alla fine della partita i tifosi del Pescara che avevano seguito tutta la mia radiocronaca mi accompagnarono, mi scortarono loro stessi alla stazione, mi riempirono di sciarpe, e quello è un ricordo davvero servitore e mi emoziona. Facciamo un salto in avanti, no? Lasciamo per un attimo i ricordi e andiamo al Carbonia di adesso, di questa stagione. Chiedo, dopo tanti anni, come hai ritrovato la quarta serie e le altre anche squadre sarde, oltre quindi tutto il movimento, non solo il Carbonia? È un bellissimo campionato, me l'aveva detto Mariotti io l'ho conosciuto subito, appena arrivato ad agosto, ci siamo trovati subito, la società mi aveva avvisato, guarda che il nuovo mister è Marco Mariotti, che io non conoscevo, ovviamente seguivo la Serie A per gli ultimi 5 campionati in giro per l'Europa per il calcio internazionale, per cui arrivando a Carbonia ho subito messo sull'appuntamento, abbiamo fatto l'intervista e da lì mi sono accorto che questo è un allenatore eccezionale, ma non voglio fare il violinato, non ne ha bisogno, il mister, che saluto naturalmente, e mi disse guarda questo campionato del Carbonia non sarà facile, io voglio un foglio bianco e lo dobbiamo scrivere insieme, e mi disse in quella occasione, insomma, il campionato sarà difficile, ci sono squadre molto importanti e a carattere nazionale ovviamente, insomma, lo vediamo anche nella classifica, ma anche in Sardegna abbiamo le squadre fuori, la Tedoce, ma anche il Muravera ha investito tanti soldi e lo sta dimostrando proprio in queste partite. Per cui certo non è un campionato facile, è un campionato dove il Carbonia deve cercare assolutamente di trovare i punti necessari per una salvezza anticipata, è un campionato difficile, lo vediamo, in ogni partita ci sono difficoltà, l'abbiamo visto anche domenica contro il Nova, una squadra che è cambiata credo per 9/12, così radicalmente, e lo ha dimostrato, ha giocato una gran bella partita, ma il Carbonia secondo me con Marco Mariotti e con tanti giovani che stanno dimostrando davvero di poter indossare al meglio la maglia bianco-blu, sono sicuro che c'entrerà la salvezza. Tanti giovani, ma anche 2 punte di diamante, perché avere Marco Piretta e Roberto Capai, tra l'altro molto legato anche alla città, perché comunque la famiglia lo lega a questo ritorno a Carbonia, sono un po', forse possono essere un po' i nuovi idoli di questa squadra. Sì, davvero Piretta è un grande giocatore, insomma, un giocatore di categoria, e Capai lo ha dimostrato subito, entrando domenica dall'inizio, mi ha detto in un'intervista che lui non si aspettava di giocare, veniva da un lungo infortunio, credo che era un anno, praticamente non giocava più a calcio una partita ufficiale, e lo ha dimostrato sin dal primo tempo, insomma ha colpito l'incrocio ai pali, poteva essere in vantaggio in Carboni, poi il gol del pareggio. Questi 2 giocatori prendono per mano un po' tutto l'organico e lo dimostrano, insomma, ma sono davvero felice di vedere tanti giovani che con orgoglio stanno vestendo questa maglia del Carbonia gloriosa, che cercano chiaramente di poter portare in salvo al più presto. Renato, abbiamo fatto questo bellissimo viaggio, però ti chiedo come è cominciato tutto, come è nata la passione per seguire, per fare le radiocronache e soprattutto che consigli dai, perché poi alla fine tu non molli mai, no? Anche mai. Stai affrontando un male difficile, però lo stai affrontando con la passione dei primi giorni. Sì, assolutamente sì, questa passione mia nasce quando avevo 6 anni, giocavo nel mio cortile, scendevo da solo col pallone e siccome mio nonno ascoltava tutte le partite del Cagliari alla radio, allora tutto il calcio minuto per minuto, non esistevano le radio private, per cui quando il Cagliari vinse lo scudetto nel 70 c'erano soltanto collegamenti con la mitica trasmissione, no? Io con mio nonno ascoltavo il collegamento per sentire il risultato del Cagliari. Ecco, dall'inizio la passione, poi giocando a calcio nel mio cortile scendevo da solo, la mia povera mamma mi diceva ma sei un pazzo furioso, perché io commentavo le partite, facevo una squadra, facevo l'altra, commentavo, ed è così è nata la mia passione. Poi andando avanti nel tempo ho avuto l'opportunità, come ti ho detto prima, di avere il mio amico Ugo Bulgarelli che mi ha dato la possibilità di partire con i campetti di periferia, poi con il Carbonia Calcio, fin quando poi sono arrivato a fare il Cagliari Calcio. Ci vuole soltanto passione, uno può essere autodidatta, poi oggi naturalmente ci sono anche delle scuole per quanto riguarda sia radiocronisti ma anche per la televisione eccetera eccetera, per cui è bene sempre studiare. Ecco, voglio portare per esempio un esempio, io ho lanciato diversi giovani, sono 3 che voglio anche salutare, uno è Alberto Pedini, l'altro è Antonio Pistis, e c'è Luca Zanda che vive a Milano e che aveva 17 anni, molti anni fa quando io lo portai alla radio. È stato sempre molto discreto anche e rispettoso, e questo è importante perché un ragazzo non si deve esaltare, deve sempre stare con i piedi per terra. Ancora oggi io lo sono, a 57 anni, noi ci siamo conosciuti da poco, vedi la mia passione, ma sempre con grande rispetto verso tutti, e questo è il grande segreto. Ecco Renato, siamo praticamente in chiusura, no? Sotto Natale, un augurio per il 2021 tuo per Carbonia e per il Carbonia proprio.
veramente l'augurio è perché Carbonia possa tornare ad essere quella città florida che è stata in passato. Non è un momento facile, ma secondo me se tutti ci rimbocchiamo le maniche, certamente con la buona volontà possiamo raggiungere nuovamente degli obiettivi importanti, così come la squadra di calcio che in questa stagione ci ha regalato di nuovo grande gioia per poter disputare un campionato a carattere nazionale e che ci auguriamo insomma possa conservare questa categoria e magari nei prossimi anni rilanciarsi ancora a più alti grandi livelli. Vi voglio davvero ringraziare voi per la vostra bellissima trasmissione, auguro a tutti voi chiaramente buon Natale, buon anno e un abbraccio davvero di cuore da parte mia. Grazie mille Renato, ricordiamo ovviamente che giovedì non andrà in vacanza, ma ci ritroveremo anche nell'anno nuovo con ovviamente tutti gli appuntamenti legati non solo alla Serie D ma anche al basket, al Cagliari, ovviamente tutte le nostre rubriche qui su 132.